vi ringrazio di averlo scelto. Che cosa succede se ci fosse, diciamo, questa liberalizzazione e una diffusione di massa dei servizi web? Ci sarebbe un cambiamento radicale, un cambiamento sia delle abitudini, del comportamento di acquisto dei consumatori, sia delle modalità di vendita online, che oggi come oggi mettono al centro sempre l'offerta, mai la domanda. In questo workshop quindi affronteremo sostanzialmente 3 argomenti: l'e-commerce, dove vi faremo vedere anche un caso di successo, il couponing classico che ormai, vuol dire, secondo me ha fatto come al suo tempo, e poi andremo ad affrontare un argomento che secondo me è il fulcro di questo workshop, che fa riferimento alle principali modalità e quelle che conosciamo di più tutti, che hanno introdotto la vendita online. Parlo di Amazon e eBay, tanto per intenderci, c'è scritto. Perché? Perché se ribaltiamo il concetto che oggi usano questi siti di esteri di vendita online, introduciamo la liberalizzazione del web e introduciamo una nuova modalità di vendita online. Una modalità che non è ancora stata usata, o almeno non è stata, non so se è stata usata, io non ho trovato riscontro da nessuna parte, ma se è stato fatto non è stato fatto a livello di massa. E quindi questo comporta che se venisse la maggior parte dei consumatori venissero a conoscenza di questa modalità, probabilmente dovrebbero cambiare modus operandi, perché quello che loro oggi fanno verrebbe sorpassato in maniera radicale. Con pochi euro al giorno noi abbiamo ottenuto questo su Facebook. Nel periodo in cui abbiamo aperto a aprile, abbiamo fatto la campagna pay per click su Facebook, noi abbiamo avuto delle portate che sono arrivate fino a 90.000 persone che sono venute a conoscenza di questo negozio online. Nel mese di aprile, settimanalmente, 86.711 persone raggiunte. Poi potete immaginare su questa base qui quante persone ne parlano, quante persone vengono a conoscenza del negozio, delle tue offerte commerciali. Volete dirmi che anche solo statisticamente su 40.000 persone non riesco a trovare 50 clienti? Io non ci credo.